Ma perché i numeri erano chiari, durante il periodo invernale e autunnale i virus respiratori per i bambini, per i neonati erano molto presenti e anche andavano a interessare molto anche tutta la parte dei pronto soccorsi pediatrici, le pediatrie e quant'altro. Questo monoclonale era un monoclonale che aveva già manifestato evidenze di riuscita e i dati oggi parlano molto chiaro, quindi noi abbiamo voluto iniziare anche prima che ci fosse un riferimento nazionale, che ci fosse un finanziamento nazionale, perché abbiamo creduto molto in questa immunizzazione. La nuova campagna ci sarà comunque a prescindere dai fondi nazionali? Assolutamente sì, avevamo già previsto l'anno scorso 8 milioni con il bilancio regionale, siamo già in fase di oggi con Azienda Zero per la nuova gara per quanto riguarda appunto il monoclonale e vorremmo anche iniziare già non da novembre a ottobre se riusciamo con l'immunizzazione presso appunto i punti nascita, per poi coinvolgere però comunque come nel 2024 tutti i bambini nati durante l'anno 2025, anche quelli oltre la stagione invernale. Quindi non un vaccino ma un monoclonale, questo anche ha aiutato nella comunicazione alle famiglie. Ma credo che abbia aiutato soprattutto il dialogo con i professionisti all'interno dei punti nascita, i professionisti dei pediatri di libera scelta che ci hanno aiutato molto, i dipartimenti di prevenzione, insomma nel comunicare, nel far capire quanto fosse importante questa immunizzazione che protegge il bambino anche rispetto ad altre patologie che si possono presentare successivamente. Credo che il numero insomma più eclatante sia quello dei ricoveri, da 1 migliaio di ricoveri nell'anno precedente a 260 ricoveri nell'anno 2024, insomma sono numeri molto importanti, come l'occupazione in terapia intensiva, un crollo dell'occupazione pediatrica in terapia intensiva dell'83%, insomma credo che sia un crollo importantissimo. La nuova campagna coinciderà con la nuova pediatria? Ah sì, questo è vero, visto che ci troviamo a Padova, è vero, la nuova campagna coinciderà sicuramente con l'apertura della nuova pediatria, insomma che è prevista sicuramente tra la fine dell'anno prossimo e l'inizio come operatività, poi chiaramente sappiamo che i lavori saranno finiti già per giugno di quest'anno. E i lavori, quantomeno insomma, quelli burocratici, vanno avanti anche per quanto riguarda il nuovo ospedale di Padova Est? Sta andando avanti tutto come da cronoprogramma, con quelli che sono appunto i provvedimenti previsti. Abbiamo anche, se avete visto, insomma, fatto 2 provvedimenti paralleli che sono quelli legati alla sicurezza idraulica e anche a quelli legati al passaggio poi della nuova fila, della nuova rete del tram per quanto riguarda qui a Padova, proprio per mettere insieme non solo quello che compete a noi, quindi la parte strutturale che compete all'azienda sanitaria, ma anche le interconnessioni che ci sono. A F Energia ci trovate in